Sarà lontano. Ti salutano tutti e due. Portati lì. Dimmi, Antonio. Me li avete portati altri libri? Ho imparato un po', sapete? Volete sentire? Questo me l'avete dato voi. Giorni lieti s'avvicinavano per la famiglia Portolu. Doveva tornare il figlio Elias che scontando... Vado bene, avvocato? Sì, Antonio, bene. Molto bene. Col tempo posso ancora migliorare, vedrete. Mi esercito tutti i giorni. Prendete, avvocato. Mangiate. Grazie. Già estate. Te la sei già dimenticata, eh? Aspetta. Scusate, avvocato, il colloquio è finito. Io devo andare, Antonio. Il libro, avvocato. No, tienilo tu. Mi fa piacere, tienilo. Prendetelo, l'ho già letto. Semmai la prossima volta me ne portati un altro. Va bene. Aspettate. È per Pasqualina. Dategliela voi. Mancherò. È da Roma? Non si è saputo niente? No, non ancora. Pasqualina, sorella mia. Da giorni non ho vostre notizie. Spero che stiate bene e che non vi manchi da campare. Mi raccomando, non fate sacrifici per me e non privatevi del vostro per mandarlo qui. Che una pagnotta e un po' di minestra qua c'è sempre.
Mi dispiace. Vi ho fatto solo del male. E ora sto per darvi un altro dispiacere. Bisogna che vi facciate forti e che vi rassegnate come ho fatto io. L'avvocato mi dice di sperare. È un amico, un uomo giusto. Che Dio lo benedica. Ma io non gli credo più. Parla tu a nostra madre. Cerca di consolarla. Resterete sole e non mi do pace. Mm-hmm.